Ciao, sono Luca Gottardo. Avete visto dall'alto? Questa è una bellissima zona contornata da molto verde. Mi trovo a Conegliano e voglio farvi vedere questo interessante tricamere. Questo è l'accesso principale del condominio, poi dalla rampa si accede all'autorimessa comune dove c'è il posto auto comunque coperto e la sua cantinetta subito collegata. Il condominio è stato rifatto di recente e ha tutto il cappotto. Nel 2023 sono stati ultimati i lavori. Venite che andiamo a vedere l'appartamento. Siamo al secondo piano con ascensore. Eccoci allora nell'appartamento. Il soggiorno, parlando di numeri, sono 25 metri quadri più la cucina che è separata. Però a me piace molto perché ha degli spazi veramente generosi. Oltretutto troviamo un tavolo per la zona pranzo, ma ne troveremo uno anche nella cucina. E questi appunto sono spazi comunque generosi, moderni, luminosi. Ripeto, a me piace. Da questa parte la terrazza. Comoda anche se si vuole mangiare, un tavolino tranquillamente per 2-3 persone ci sta. Non vi avevo ancora detto, ma l'appartamento ha 2 bagni. Il primo è questo di servizio, arieggiato dall'aspiratore. Da questa parte la cucina separata dalla porta scorrevole. Che ha anche questa il suo terrazzino. Nella ristrutturazione del 2023, oltre al cappotto esterno di tutto il condominio e il tetto che è stato rifatto, sono stati sostituiti i serramenti, inclusa anche la porta blindata, la caldaia a condensazione e i radiatori tubolari. Abbiamo anche 2 split dell'aria condizionata, sia caldo che freddo, uno zona giorno e uno per la zona notte. Volevo anche farvi notare la continuità del pavimento tra la zona giorno, corridoio e bagno. E questo importantissimo armadio a muro. Questo invece è il secondo bagno, questo più grande, con la doccia, la lavatrice e addirittura un secondo lavabo. Guardiamo allora le camere. Questa è la più grande, la matrimoniale, e effettivamente vedete che comunque è bella spaziosa e anche bella luminosa. La seconda, giusta per un bambino, o perché no, potrebbe essere anche uno studio. E di qua allora la terza camera, molto spaziosa, e è singola, però vedete che ha la possibilità di mettere tutto quello che si vuole. Io vi ho detto tutto. Ora la domanda è: state cercando un appartamento così, praticamente pronto all'uso e con tutti i comfort, zona compresa? Io vi aspetto qui. Ciao!